Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Nella scorsa catechesi ci siamo soffermati sull'evento della risurrezione di Gesù, in cui le donne hanno avuto un ruolo particolare. Oggi vorrei riflettere sulla sua portata salvifica. Che cosa significa per la nostra vita la risurrezione? E perché senza di essa è vana la nostra fede? La nostra fede si fonda sulla morte e risurrezione di Cristo, proprio come una casa poggia sulle fondamenta. Se cedono queste, crolla tutta la casa. Sulla croce Gesù ha offerto se stesso, prendendo su di sé i nostri peccati e scendendo nell'abisso della morte e nella resurrezione li vince, li toglie e ci apre la strada per rinascere a una vita nuova. San Pietro lo esprime sinteticamente all'inizio della sua prima lettera, come abbiamo ascoltato. Sia benedetto Dio e Padre del Signore nostro Gesù Cristo, che nella sua grande misericordia ci ha rigenerati mediante la risurrezione di Gesù Cristo dai morti, per una speranza viva, per un'eredità che non si corrompe, non si macchia e non marcisce. L'Apostolo ci dice che con la risurrezione di Gesù qualcosa di assolutamente nuovo avviene. Siamo liberati dalla schiavitù del peccato e diventiamo figli di Dio. Siamo generati cioè a una vita nuova. E quando si realizza questo per noi? Nel sacramento del battesimo. In antico esso si riceveva normalmente per immersione. Colui che doveva essere battezzato scendeva nella grande vasca del battiterio lasciando i suoi vestiti e il vescovo o il presbitero gli versava per 3 volte l'acqua sul capo, battezzandolo nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Poi il battezzato usciva dalla vasca e indossava la nuova veste, quella bianca. Era nato, cioè, a una vita nuova, immergendosi nella morte e resurrezione di Cristo. Era diventato figlio di Dio. San Paolo, nella lettera ai Romani, scrive: «Voi avete ricevuto lo Spirito che rende figli adottivo, per mezzo del quale gridiamo Abba, Padre». È proprio lo Spirito che abbiamo ricevuto nel battesimo che ci insegna, si spinge a dire a Dio Padre. È meglio, Abba è papà. Così è il nostro Dio, è un papà per noi. Lo Spirito Santo realizza in noi questa nuova condizione di figli di Dio. E questo è il più grande dono che riceviamo dal mistero pasquale di Gesù. E Dio ci tratta da figli, ci comprende, ci perdona, ci abbraccia, ci ama anche quando sbagliamo. Già nell'Antico Testamento il profeta Isaia affermava che se anche una madre dimenticasse del figlio, Dio non si dimentica mai di noi, in nessun momento. E questo è bello, È bello. Tuttavia, questa relazione filiale con Dio non è come un tesoro che conserviamo in un angolo della nostra vita, ma deve crescere, deve essere alimentata ogni giorno con l'ascolto della parola di Dio,
la preghiera, la partecipazione ai sacramenti, specialmente della penitenza e dell'Eucaristia, e la carità. Noi possiamo vivere da figli. Noi possiamo vivere da figli. E questa è la nostra dignità. Noi abbiamo dignità di figli. Comportarci come veri figli. Questo vuol dire che ogni giorno dobbiamo lasciare che Cristo ci trasformi e ci renda come Lui. Vuol dire cercare di vivere da cristiani, cercare di seguirlo, anche se vediamo i nostri limiti e le nostre debolezze. La tentazione di lasciare Dio da parte per mettere al centro noi stessi è sempre alle porte e l'esperienza del peccato ferisce la nostra vita cristiana, il nostro essere figli di Dio. Per questo dobbiamo avere il coraggio della fede e non lasciarci condurre alla mentalità che ci dice Dio non serve, non è importante per te e così via. È proprio il contrario, solo comportandoci da figli di Dio senza scoraggiarci per le nostre cadute, per i nostri peccati, sentendoci amate da Lui, la nostra vita sarà nuova, animata dalla serenità e dalla gioia. Dio è la nostra forza, Dio è la nostra speranza. Cari fratelli e sorelle, dobbiamo avere noi per primi ben ferma questa speranza e dobbiamo essere un segno visibile, chiaro, luminoso per tutti. Il Signore risorto è la speranza che non viene mai meno, che non delude. La speranza non delude, quella del Signore. Quante volte nella nostra vita le speranze svaniscono, quante volte le attese che portiamo nel cuore non si realizzano. La speranza di noi cristiani è forte, sicura, solida in questa terra dove Dio ci ha chiamati a camminare ed è aperta all'eternità perché è fondata su Dio che è sempre fedele. Non dobbiamo dimenticare quest'ultimo. Dio sempre è fedele. Dio sempre è fedele con noi. Essere risorti con Cristo mediante il battesimo, con il dono della fede, per un'eredità che non si corrompe, ci porta a cercare maggiormente le cose di Dio, a pensare di più a Lui, a pregarlo di più. Essere cristiani non si riduce a seguire dei comandi, ma vuol dire essere in Cristo, pensare come Lui, agire come Lui, amare come Lui e lasciare che Lui prenda possesso della nostra vita e la cambi, la trasformi, la liberi dalle tenebre del male e del peccato. Cari fratelli e sorelle, a chi si chiede ragione della speranza che è in noi, indichiamo il Cristo risorto. Indichiamolo con l'annunzio della parola, ma soprattutto con la nostra vita di risorti. Mostriamo la gioia di essere figli di Dio, la libertà che ci dona il vivere in Cristo, che è la vera libertà, quella che ci salva dalla schiavitù del male, del peccato, della morte. Guardiamo alla patria celeste, avremo una nuova luce e forza anche nel nostro impegno e nelle nostre fatiche quotidiane. È un servizio prezioso che dobbiamo dare a questo mondo che spesso non riesce più a sollevare lo sguardo verso l'alto, non riesce più a sollevare lo sguardo verso Dio. Grazie.